Decisa la giunta di Cogorno, Enrica Sommariva vice sindaco, assessori Sergio Segalerba e Franca Raffo, assessore esterno Ines Zaccaron. Manca ancora l'ufficialità per il primo consiglio comunale convocato per stasera. Aumentare i servizi in valle a favore di famiglie ed anziani è la mission del neosindaco di Ne Francesca Garibaldi. Quest'oggi l'incontro con il segretario comunale e forse la scelta della giunta. All'udienza generale Papa Francesco ha inaugurato un percorso di catechesi attraverso degli atti degli apostoli. La salvezza, ha detto, non si compra, è un dono. Alinox verso il completamento degli investimenti avviati anni fa. Entro fine anno entrano in produzione un nuovo forno e le linee di taglio, questo nonostante le difficoltà del mercato. L'estate di Chiavari inizia col Festival della Parola, da domani per 4 giorni i grandi nomi della cultura in città. Un convegno farà la luce sul valore letterario e dell'opera di Elena Bono. La squadra giovanile del Caserta Ligure si aggiudica il 12° Memorial Marco Massa, sul rinnovato manto verde sono scese 4 formazioni accomunate dal ricordo del giovane scomparso. Buongiorno a tutti e ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura ancora la politica amministrativa sulla scia del risultato elettorale di domenica scorsa e apriamo il nostro telegiornale andando a Cogorno. Il neo sindaco Gino Garibaldi ha già deciso i nomi di chi comporrà la giunta, mentre prende tempo per le deleghe. Si attende il via libera ufficiale invece per il primo consiglio comunale inizialmente convocato per questa sera. Tutti i dettagli nel servizio di Maurizio Garreffa. Enrica Sommariva vice sindaco, assessori Franca Raffo e Sergio Segalerba, assessore esterno Ines Zaccaron. Sono i nomi della giunta di Cogorno decisi in queste ultime ore dal neosindaco Gino Garibaldi. È ancora presto per le deleghe, spiega il primo cittadino, che intanto fa sapere che questa sera alle 20:30 dovrebbe riunirsi il primo consiglio comunale, manca solo l'ufficialità. Subito al lavoro dunque a Cogorno, d'altra parte i temi da affrontare sono numerosi. Il primo riguarda la viabilità, con la realizzazione della rotatoria di Corso Matteotti all'altezza della Basco, la messa in sicurezza delle strade di collina, il rifacimento di guardrail e muri, l'adeguamento dei semafori, in attesa della rotonda all'uscita della A12. Altro tema di attenzione è quello idrogeologico. Noi adesso siamo in partenza con 2 progetti interessanti che sono la mitigazione del rischio del Rio Remigiano, che sono circa 800.000 euro che sono, spero presto, vanno in appalto, e per quanto riguarda invece il canale del fondovalle di San Salvatore che collega con l'Entella, un canale che porta l'acqua, che toglie l'acqua dal centro di San Salvatore, di conseguenza altri 600-700.000 euro che sono già programmati e da aspettare. La nuova giunta tenterà poi di valorizzare i beni artistici, culturali e ambientali del territorio comunale. Stiamo lavorando per quanto riguarda il recupero e la valorizzazione del massiccio del San Giacomo, così come l'abbiamo chiamato. Abbiamo presentato già una proposta alla Regione, abbiamo coinvolto i 4 comuni che sono interessati a questa realtà, cioè Villa Lavagna, Cogorno, Carasco, Ne e Sesti Levante, e su questo aspetto vogliamo proprio recuperarlo dal punto di vista anche culturale, storico, ma abbiamo della valorizzazione delle cave, comunque i percorsi, e abbiamo un balcone sul mare sull'entroterra, da San Giacomo si vede tutta la Val Fontana Buona, la Val d'Avito, la Val Braveglia. È davvero un balcone interessante e questo noi lo vorremmo tentare di riscoprire insieme agli altri. E sarà sempre una Garibaldi, in questo caso Francesca, a guidare il comune di Ne, così come è emerso dalla competizione elettorale di domenica scorsa. Francesca Garibaldi comunicherà a breve la nuova giunta. Oggi ci sarà l'incontro con i componenti della lista e con il segretario comunale. Sentiamo. Non intende lasciare il lavoro alle poste perché dice ama stare tra la gente e ascoltare i loro bisogni. È l'identikit di Francesca Garibaldi, 47 anni, mamma di 3 figli, nuovo sindaco di Ne dopo 25 anni di continuità amministrativa. Così Garibaldi ha già fatto il giro degli uffici comunali e ha salutato tutti i dipendenti. Semplice ma con le idee chiare, il neosindaco punterà a potenziare i servizi. Le infrastrutture sono di primaria necessità perché noi abbiamo un comune vastissimo e quindi di conseguenza abbiamo una rete stradale vastissima e da tenere sempre monitorata. C'è poi il problema delle varie frane, anche successive alle alluvioni degli ultimi anni, un piano con la protezione civile da rivedere perché è fermo dal 2012 e queste per noi sono le priorità.
Dopo la proclamazione è il momento di formare la nuova giunta. Oggi l'incontro con il segretario comunale e le prime decisioni con i membri della lista Cambia con Ne. Garibaldi sottolinea il lavoro di squadra e la forza dei giovani. Abbiamo avuto l'appoggio di tantissimi giovani, lo dimostra il fatto che ieri sera siamo andati a fare una pizzata per festeggiare ed ero circondati da giovani. Io amo tantissimo i giovani, questo ci ripaga di tanto. Come sono andate le preferenze ai consiglieri candidati? Fabrizio Podestà ha preso la maggioranza, poi abbiamo Loredana Arpe, e poi c'è Garibaldi e a seguire tutti gli altri. Purtroppo 3 sono rimasti fuori, non possiamo portarli tutti con noi, però sarà una collaborazione anche con loro, la squadra rimane quella. In conclusione, il neosindaco torna sui 16 voti di scarto tra lei e Marco Bertani e dice: c'era bisogno di un cambiamento, non è questione di pochi voti, ma è un passaggio radicale. Io cerco il bene della mia valle, ci sono nata, cresciuta, continuerò a starci e quindi io cerco il bene della mia valle. La Giunta regionale ha approvato un nuovo schema di accordo di collaborazione tra Regione e ANCE Liguria, Associazione Costruttori Edili, per favorire l'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati. L'ANCE ha rilevato infatti la necessità di alcune aziende associate di accedere in tempi brevi ad elenchi di lavoratori svantaggiati per consentire l'assunzione di alcuni di loro in possesso di specifiche professionalità in adempimento a clausole sociali previste nell'ambito dei bandi di gara di lavori pubblici. L'intesa sarà in vigore dal 1 giugno 2019 e avrà una durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione. Ora apriamo la pagina ecclesiale, come sempre con l'udienza generale del mercoledì. Il Papa questa mattina ha inaugurato un nuovo ciclo di catechesi che sarà dedicato al libro degli Atti degli Apostoli, un libro che mostra il connubio tra la parola di Dio e lo Spirito Santo. La parola umana, ha detto il Papa, non diventa efficace grazie alla retorica, ma tramite lo Spirito, che è la dinamis di Dio, la sua forza. Lo Spirito ha il potere di purificare la parola, di renderla portatrice di vita. Colui che dà sonorità vibrante e incisività alla nostra parola umana, così fragile, è lo Spirito Santo, ha aggiunto Papa Francesco. Non c'è dunque da lottare per guadagnarsi o meritare il dono di Dio. Tutto è dato gratuitamente a suo tempo. La salvezza non si compra, non si paga, è un dono gratuito. Sono state ancora le parole del Santo Padre che hanno invitato a pregare in unità e perseveranza per vincere la solitudine, la tentazione, il sospetto e aprire il cuore alla comunione. Ma ascoltiamo proprio un passaggio dalle parole del Papa. Non c'è dunque da lottare per guadagnarsi o meritare il dono di Dio. Tutto è dato gratuitamente a suo tempo. Il Signore dà tutto gratis, gratuitamente. La salvezza non si compra, non si paga, è un dono gratuito. Dinanzi all'ansia di conoscere anticipatamente il tempo in cui accadranno gli eventi da Lui annunciati, Gesù risponde ai Suoi: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Il risorto invita i Suoi a non vivere con ansia il presente, ma a fare alleanza con il tempo, a saper attendere il dipanarsi di una storia sacra che non si è interrotta ma che avanza, va sempre avanti, a saper attendere i passi di Dio che è Signore del tempo e dello spazio. In questo tempo il Vescovo sta visitando diverse realtà, diverse aziende del nostro territorio. Recentemente si è recato alla Arinox di Riva Trigoso. Nonostante il momento di difficoltà a livello macroeconomico, Arinox sta portando avanti il piano di investimenti avviato alcuni anni fa, che porterà entro la fine di quest'anno all'avvio di nuove linee produttive. Vediamo.
Mettere la propria vita quotidiana in discussione di fronte al Vangelo è l'invito che il Vescovo ha formulato alla Arinox di Riva Trigoso, dove ha celebrato il precetto pasquale, una occasione ormai tradizionale di incontro. Anche quest'anno Sua Eccellenza è riuscito a venire a celebrare la Santa Messa qui da noi. Ormai è una tradizione che si ripete, penso che questa sia la quinta volta che viene in Arinox e ci fa piacere tutte le volte riuscire a mostrargli qualcosa di nuovo, segno che l'azienda si sta sviluppando. Mi ricordo le prime volte che è venuto, penso circa 7 anni fa, eravamo agli inizi di questo investimento che stiamo portando a termine. Il fatto che lui tutte le volte voglia condividere con noi questa giornata è molto sentito da tutto il personale. Facendo riferimento al Vangelo, il Vescovo ha descritto il processo a cui Gesù è andato incontro nella sua passione e ha sottolineato come tutti siamo chiamati ad essergli testimoni nei processi a cui anche oggi Cristo stesso è sottoposto. Ecco, tocca a noi allora decidere come partecipare a questo processo e credo che la nostra partecipazione sia fonte di vita nuova, di vita autentica, che porta nella nostra vita il gusto della bontà e della verità, dell'amore autentico e della luce. La presenza del pastore della diocesi e la vicinanza della chiesa locale sono state particolarmente significative per Arinox, che sta portando avanti gli investimenti avviati alcuni anni fa in un contesto più complesso dal punto di vista economico. È un anno difficile per noi perché il mercato è molto più complicato degli anni passati, principalmente dovuto ai dazi americani e alla crisi del settore dell'auto. Nonostante questo gli investimenti stanno andando a termine. Quest'anno entrerà in produzione il nuovo forno di ricottura e a fine anno gli slitter. Saremo pronti per ripartire e grazie al lavoro di tutti riusciremo anche a superare questo momento di difficoltà. Telepace si appresta a festeggiare il 29° anno di attività. In questa occasione tutti gli amici, i sostenitori dell'emittente, i volontari o anche semplicemente i telespettatori sono invitati a partecipare alla Santa Messa che sarà celebrata domani, giovedì 30 maggio alle 19 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Quello della Messa per Telepace in prossimità del compleanno è un appuntamento semplice che sta crescendo nel corso del tempo. Un'occasione di incontro attorno all'Eucaristia, unica e vera sorgente di ogni servizio, anche televisivo. A presiedere la liturgia sarà il vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini. Seguirà un momento conviviale. E da domani a domenica 2 giugno torna il Festival della Parola a Chiavari, la rassegna culturale che per 4 giorni animerà la città con incontri, parole, spettacoli, musica e presentazioni che si svolgeranno tra i portici del centro storico e le piazze cittadine. La manifestazione è organizzata dal Comune di Chiavari, l'assessorato al turismo, patrocinata dalla Regione Liguria con il contributo della Camera di Commercio di Genova, mentre la produzione è stata affidata all'associazione Le Muse Nove. Sentiamo. È il dialogo il filo conduttore della 6ª edizione del Festival della Parola di Chiavari. Il dialogo come ponte ma anche come trampolino di lancio per idee, progetti e sogni. I principali appuntamenti sono dedicati a 2 grandi sognatori, Lucio Dalla e Leonardo da Vinci. Fra i principali ospiti Monio Vadia, Dario Vergassola, Federico Rampini, Pupi Avati e Vittorio Sgarbi, protagonisti dei 4 appuntamenti serali all'Agorà della Parola, la tensostruttura di Piazza Nostra Signora dell'Orto. E ancora il teologo Vito Mancuso, lo scrittore Bruno Morchio, i giornalisti Massimo Bernardini e Angelo Panebianco. Tra gli ospiti musicali il fondatore dei New Trolls Vittorio Descalzi, il quale dedicherà un incontro fra parole e musica a Fabrizio De André, Franco Mussida della PFM e la speciale reunion della Steve Rogers Band, il gruppo rock di Vasco Rossi. Ma il festival quest'anno diventerà internazionale grazie al convegno su Elena Bono, promosso dalla Società Economica in collaborazione con l'Università di Genova e le università spagnole di Salamanca, Granada e Siviglia. Il convegno in programma giovedì dalle 9.30 alle 18.30 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari sarà una tavola rotonda dal titolo Indagine sull'opera di Elena Bono, la sacralità della parola e la ricerca della verità. L'idea è del professor Roberto Trovato, professore di drammaturgia all'Università di Genova, che da anni studia l'opera di Elena Bono, che nel 2013 ha partecipato in Spagna a un convegno su Elena Bono e da anni mi aveva proposto di fare un convegno qui da noi. Se accettiamo
che un critico come Giovanni Casoli abbia definito Elena Bono la scrittrice italiana più importante della seconda metà del Novecento, dobbiamo però non accontentarci delle etichette, dobbiamo studiarne di nuovo l'opera per capire che cosa vale, per capire in profondità perché si può parlare di una grande scrittrice. Credo che qui in Italia sia la prima volta che si fa con questo ampio raggio. Io spero che questa cosa interessi sia gli estimatori dell'opera di Elena Bono, sia quelli che non la conoscono, e in particolare gli insegnanti per i quali abbiamo chiesto e ottenuto il patrocinio del MIUR, in modo che la partecipazione valga loro per l'aggiornamento. Il Comune di Sestri Levante ha aderito anche quest'anno alla campagna nazionale di Lega Ambiente, Spiagge e Fondali Puliti, allo scopo di coinvolgere i cittadini e di aumentare la sensibilità sul tema dei rifiuti in mare. Domenica un gruppo di volontari ha pulito il sentiero che da Villa Ginestra conduce alla spiaggia di Giarole. La spiaggia è raggiungibile solo via mare o tramite sentiero. Sono stati smaltiti una grande quantità di rifiuti portati via in gommone. L'iniziativa Spiagge Pulite, organizzata per tutela del santuario dei mammiferi nell'ambito del progetto Pelagos, e rientra all'interno delle iniziative della manifestazione Noi e il Mare, organizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure con il Comune di Sestri Levante. Diamo ora uno sguardo agli approfondimenti che arrivano dagli esteri. Andiamo sul sito di Nigrizia, dove troviamo una notizia che fa riferimento alla Somalia. 3 miliziani al-Shabaab uccisi in un raid degli Stati Uniti. Le forze speciali degli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo raid sulle montagne di Golis, uccidendo 3 combattenti del gruppo jihadista al-Shabaab. È quanto si legge in un comunicato del Comando degli Stati Uniti per l'Africa, secondo cui il raid è stato effettuato lo scorso 26 maggio. In un altro attacco condotto la settimana scorsa nella stessa zona erano rimasti uccisi 3 miliziani. I raid statunitensi contro obiettivi del gruppo jihadista in Somalia si sono intensificati dal 30 marzo 2017, quando il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che ha dichiarato la Somalia meridionale una zona di ostilità attiva, autorizzando attacchi con droni e incursioni delle forze speciali in contesti al di fuori dei campi di battaglia convenzionali. Da allora le forze speciali degli Stati Uniti hanno effettuato 34 raid nel solo 2017, più dell'intero quinquennio 2012-2016, 47 nel 2018 e più di 20 soltanto nei primi mesi del 2019. Andiamo ora a sfogliare le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli altri aggiornamenti e lo sport. Su Avvenire, in primo piano le conseguenze del voto europeo, incasso e rilancio. Salvini blinda Rixi, sollecita sicurezza bis, flat tax ed esclude altre manovre. Il Movimento 5 Stelle fa muro sul viceministro a processo, ma Di Maio è sotto accusa tra i suoi. La Commissione dell'Unione Europea chiede un aggiustamento dei conti e Monti, in un'intervista rilasciata al quotidiano Cattolico, dice sovranismo sì, ma europeo. Il cambiamento del clima, la prima Atlantide sommersa dal mare, l'isola del Cangrejo a Panama, e poi vengono riportate le parole di Papa Francesco in una lunga intervista rilasciata ad una TV messicana. La vedremo poi all'interno. Dalle pagine interne del quotidiano cattolico Avvenire c'è la battaglia dei supercandidati. Duello al Consiglio dell'Unione Europea post voto tra Macron e Merkel sui rappresentanti di punta. Il francese apre il fronte, moltissimi bilaterali per trovare consensi sulla presidenza della Commissione Europea, mentre Conte è isolato da tutti. Ancora Avvenire, la dipendenza digitale va curata, il neuropsichiatra Benzoni, censure e divieti all'uso di tecnologie da parte dei ragazzi sono anacronistici, ma il rischio saturazione non va sottovalutato. E poi le conseguenze del cambiamento climatico, il reportage dalla prima Atlantide che va a fondo al largo di Panama, e il fenomeno dell'innalzamento dei mari è diventato un'emergenza concreta in Centro America. Ancora ad Avvenire le parole di Papa Francesco, McCarrick non sapevo. Francesco interviene sul caso dell'ex cardinale dimesso dallo Stato clericale per abusi, se non ho risposto a Viganò è perché nei momenti di accanimento parlare è peggio. La prima pagina del quotidiano di Genova al secolo XIX, 5 Stelle, Di Maio nel mirino con la Lega scintille
sul caso Rixi, il Carroccio. Il vice ministro resta anche in caso di condanna. Conte, Salvini, mi dia fiducia o sarà crisi? Dall'interno del quotidiano di Genova le parole del vice premier Matteo Salvini sulla flat tax da roba a taglia. Salvini accelera per stanare i 5 Stelle e ancora sfida l'Unione Europea all'ira di Conte, piena fiducia da Matteo oppure ci sarà la crisi. Ancora dal secolo XIX le pagine del Levante, il caso Rapallo dove la minoranza non c'è più, da 6 consiglieri è scesa ad appena 2 e sempre dall'interno del secolo il toto nomi per quanto riguarda la composizione della nuova giunta Bagnasco. Ancora dal secolo XIX la composizione del Consiglio Comunale di Lavagna, 10 debuttanti in consiglio tra i più votati di domenica, toto giunta, Mangiante non si sbilancia, trapela solo il nome di Enrico Piazze come assessore esterno all'urbanistica, per bersaglio il più votato forse commercio e sport. Ancora dalle pagine del secolo XIX Donadoni ha vinto la squadra lavorando con concretezza, sulla giunta non ci sono anticipazioni, Cozio, Costa, Tassara e Bosi tra i nomi possibili. A Recco Gandolfo la giunta dice non sarà difficile, il sindaco sceglierà in base a competenze e voti ottenuti, in poll Peragallo, Aprile, Badalini, Fanin, Malerba, Zanini e Zanzi. Ancora dal secolo XIX Campomenosi, Tassi e Focacci, gli astri della Lega Avetana e poi la storia che arriva da Santa Margherita Ligure. Mancano gli uomini per l'Arca, la Madonna portata a braccia, a Santa in processione solo la statua, è la prima volta in oltre 2 secoli di storia. I confratelli servivano almeno 16 persone, ci siamo trovati ridotti all'osso. Bene, rientriamo in studio, ma diamo subito la linea alla redazione per le ultime notizie. Oggi per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Sono stati diffusi in mattinata i dati relativi al 2018 dell'attività dei carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale. L'attività ha impresso un maggiore impulso all'attività preventiva, ai controlli e alla vigilanza nell'intera regione. Sul piano repressivo i carabinieri hanno denunciato all'autorità giudiziaria 44 persone, più 69% rispetto al 2017, persone responsabili di aver violato le norme del codice penale e quelle che tutelano il patrimonio culturale nazionale. Nella maggior parte dei casi si tratta di reati contro il paesaggio, illecita detenzione di reperti archeologici, contraffazione di dipinti e ricettazione di opere rubate. Un'attività che ha consentito di recuperare o sequestrare 211 beni, di cui 156 reperti archeologici, 16 opere d'arte contraffatte per un valore complessivo stimato in 850.000 euro. In particolar modo sono stati dimezzati i furti di beni culturali. Tra le attività più significative ricordiamo il sequestro in provincia di La Spezia di una collezione archeologica databile tra l'VIII e il III secolo a.C. con antichi manufatti che erano stati rubati probabilmente da uno scavo clandestino e detenuti da un privato nella sua abitazione. E poi ancora il sequestro in un antiquariato sempre di Spezia di 11 dipinti falsamente attribuiti al maestro Giuseppe Caselli. È tutto, a te Cristina. Bene, grazie. Parliamo ora di sport, di calcio. Si è disputato nei giorni scorsi a Casarza Ligure il 12° Memorial Marco Massa, giovane casarzese, grande appassionato e giocatore di calcio, prematuramente scomparso. Al torneo hanno preso parte 4 squadre giovanili, primo classificato il Casarza, secondo posto per il Don Bosco Spezia, terzo per James Genova e quarto Rupinaro Sport. Le interviste. Aldo, un impegno che va avanti negli anni. Sì, siamo giunti alla 12ª edizione, anche per quest'anno abbiamo ripercorso la categoria della Juniores, anche perché abbiamo dato la possibilità di far giocare il fratello di Marco, Riccardo, e quindi insomma questo ci ha un po' gratificato tutti. Adesso per il prossimo anno sicuramente si ripeterà la manifestazione, perché sono quelle manifestazioni che devono andare avanti nel tempo, e per il prossimo anno c'è una novità, cambiamo categoria, faremo un torneo femminile e adesso vediamo ancora come organizzarci, ma cercheremo di fare un qualcosa un po' di diverso, anche perché poi queste manifestazioni non possono in qualche modo, insomma ci vuole un po' anche un po' così di fantasia per poterle poi portare avanti, sennò poi diventano troppo monotone. Ecco. Devo fare dei ringraziamenti sicuramente alla società Casarza Ligure, alla persona della
Cafferata Cristina, presidentessa, e al Comune di Casarza, che mi hanno permesso di nuovo di poter fare il torneo per mio figlio. Sono molto felice anche quest'anno che sono riuscita poi a farlo, e finché potrò lo farò sempre, perché chi ricorda non dimentica. È un'emozione, è sempre un bel momento essere tutti qua insieme a ricordare il mio angelo Marco. E niente, devo ringraziare sempre, come dice mio marito, tutti quanti che si prestano e che ci mettono il massimo impegno, e sicuramente farlo su questo campo ha un significato maggiore, perché purtroppo è qui dove lui ha incontrato, diciamo, l'aldilà più o meno, però è comunque molto significativo. È venuto anche un bel sole. Esatto. Diciamo che ci ha dato una mano qualcuno da lassù. E concludiamo con una notizia che riguarda sempre lo sport, che troviamo pubblicata sul nostro sito internet teleradiopace.com. Si svolgerà sabato 1 giugno alle 10:30 nella sala consiliare del comune di Zoagli la quarta edizione della cerimonia di consegna del premio sportivo dell'anno e una vita per lo sport, destinato ad atleti, atlete, associazioni sportive, dirigenti che si siano particolarmente distinti a livello sportivo-sociale. Il premio non è soltanto un riconoscimento agli sportivi in carriera, ma anche a quelli che, terminata l'età delle competizioni, continuano la loro opera promuovendo una qualsiasi disciplina sportiva tramite l'insegnamento oppure praticando uno sport in maniera attiva e appassionata. Quest'anno sono stati assegnati a 19 sportivi, tra cui 5-6 atleti di risonanza olimpionica nazionale. Inoltre verrà istituito un albo d'oro per dedicare a tutti i premiati, in particolare per i 2 vincitori. E con questa notizia si conclude questa edizione di TV Oggi. L'informazione ritorna in diretta alle 19:15, alle 20:30, alle 22:45. Vi ricordo che tutti gli aggiornamenti potrete seguirli anche attraverso il nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.